Serie B-Win. Tutti i colori della passione. È la nona giornata del campionato Serie B-Win al Carlo Zecchini. Va di scena Grosseto contro Portogruaro, due squadre che devono cancellare le sconfitte pesanti rispettivamente contro Padova e Novara. Arbitra il signor Palazzino di Ciampino. Partita spettacolare, soprattutto nel primo tempo. Dopo 2 minuti il Grosseto passa. Grande azione di Alessandro che rientra sul destro, il pallone in mezzo. Per Guidone che trova il guizzo giusto, il tocco vincente a battere Rossi. Uscita sciagurata del portiere del Portogruaro. Il secondo gol in campionato per Guidone. La risposta del Portogruaro però è subito importante. Il minuto è il 13. Il cross di Pisani. C'è un rimpallo. Gerardi si gira benissimo e trova il punto dell'1-1. Terzo gol in campionato per Gerardi. Il rimpallo sul corpo di Vitiello. Il gol per Gerardi che non aveva giocato nell'ultima sfida del Friuli contro il Novara. Ancora Grosseto però, minuto 18. Cristante in vantaggio su Alessandro che gli ruba il tempo. Resiste alla carica. Palla a rimorchio per Rafael Bondi che calcia inspiegabilmente fuori da ottima posizione, ma il gol è nell'area. Vitiello in verticale proprio per Rafael Bondi, ruba il tempo senza fallo Delia. Palla nuovamente a rimorchio, questa volta c'è Soncin che non sbaglia. La gioia dell'ex attaccante del Padova. Primo gol in questo campionato Serie B-Win per Soncin. Un errore clamoroso di Delia che si lascia soffiare il pallone da Rafael Bondi. Portogruaro vicino al gol del 2-2 al minuto 28 con Tarana, la parata di Narciso. Poi è bravo il portiere del Grosseto a salvare anche su Cunico. Si va a riposo sul 2-1 per il Grosseto. La ripresa è meno bella, anche se il Grosseto deve avere le occasioni migliori. Il minuto 65, grande azione di Rafael Bondi, rientra per 2 volte sul sinistro. Pennella un cross per Soncin. Rossi è bravissimo a dire di no. Un balzo alla sua destra. Ancora Grosseto. Minuto 69, palla in verticale, Madaschi si addormenta. Guidone si gira, Rossi con i piedi dice di no, poi ancora Soncin viene messo giù per Palazzino di Ciampino e calcio di punizione dal limite. Si incarica l'ex Arezzo Bondi, il suo sinistro sopra la barriera, vola Rossi, la seconda super parata in meno di un minuto. La risposta del Portogruaro è tutta qui con un gran numero di Gerardi. Narciso con i piedi a negare il gol del pareggio. Nel finale Soncin allarga per Alessandro, lo affronta Pisani, Alessandro è più veloce, va via. E calcio di rigore per il signor Palazzino, non vuole sentire proteste. Il fallo del numero 5 del Portogruaro su Alessandro dal dischetto. Ancora Soncin, aveva sbagliato il rigore domenica a Padova, rigore parato da Iardi. Qui non sbaglia, firma la sua doppietta personale. Secondo gol in campionato. Non può nulla Rossi, finisce con il successo prezioso per il Grosseto. 3-1, terzo successo di fila in casa per il Portogruaro, terza sconfitta consecutiva.